Rose bianche e rosa. Henri Fontaine-Lauteur, 1890. Olio su tela 37 x 32 cm, collezione privata. Le rose sembrano brillare contro lo sfondo scuro. I fiori recisi, per la loro breve durata, sono spesso visti come simbolo della morte. Ogni petalo è formato da spessi tocchi di colore. Le variazioni cromatiche sono ottenute applicando i singoli colori direttamente sulla tela, senza mescolarli precedentemente sulla tavolozza. Fontaine-Lauteur iniziò la carriera come pittore accademico, esponendo al Salon di Parigi. La sua visione romantica, però, lo distaccò lentamente dallo stile tradizionale e nel 1863 iniziò a esporre con gli impressionisti, tra cui Edouard Manet. Oltre alle nature morte, Fontaine-Lauteur realizzò dipinti con gruppi di figure, uno dei quali mostra Manet e altri artisti intorno al ritratto di Eugène Delacroix e una serie di litografie sulle musiche di Wagner e di altri compositori romantici. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, invitiamo chi non l'avesse ancora fatto ad iscriversi al canale Il Cappello di Irma, attivando anche la campanellina qua sotto il video per poter ricevere le notifiche dei prossimi contenuti e dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, vi invito anche e sempre a visitare il nostro sito web www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.